A 400 anni dalle prime osservazioni astronomiche con cannocchiale eseguite nel dicembre 1609 dalla torre di Porta Molino a Padova da Galileo Galilei, il Consiglio Veneto ha voluto contribuire alle manifestazioni che saranno dedicate al grande matematico e astronomo, approvando una legge che stanzia 800.000 euro. La somma servirà per promuovere nel territorio regionale eventi celebrativi e, in collaborazione con l'Università di Padova, per sostenere la ricerca scientifica nel settore astronomico e l'attività dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. Per Dario Bond di Forza Italia, relatore in aula della legge, è un intervento doveroso per ricordare il grande scienziato che all'Università di Padova trovò un ambiente intellettuale particolarmente vivace e con la Serenissima Venezia istituzioni illuminate e generose che incoraggiarono la ricerca sull'osservazione della realtà tramite la lente. Per Giovanni Gallo, capogruppo del Partito Democratico, la cifra stanziata, ritenuta comunque esigua, deve andare prioritariamente a favore del Comune e dell'Università di Padova.